10 minuti e vi faccio fare uno spaghetto con le vongole, con la crema, che secondo me manco un ristorante ve l'ate mangiata. Venite a pensarmi, Piedra e Pepe. Preparate 2 caccavelle, una acqua e sale, butti spaghetti, un'altra padella con aglio, olio e gambetti di prezzemolo e li fate soffriggere. Adesso ci buttate le vongole, dopo il vino e lo fate evaporare con un coperchio sopra. Basta, io ho usato questi qua, i spaghetti del lavoiello, perché sono trafilati al bronzo, quindi contengono più amido e rilasciano la cremina. E mo' andiamo pure a buttare. Adesso rimuovete l'aglio e i gambetti di prezzemolo. Io le vongole le ho sgusciate tutte, udite? E ne ho tenuta qualcuna col guscio che ci servirà dopo per fare la decorazione al piatto. Ecco qua, gli spaghetti sono pronti, io li ho tolti molto al dente. Li vado a buttare direttamente nel sughetto delle vongole. Ecco qua, adesso aggiungo pure un po' di prezzemolo, un po' di prosciutto e inizia la mantecatura. Guardate qua che bella cremina. Guardate qua sto piatto, guardate, questo non è un piatto, è un quadro. Adesso assaggiamo. Questa ricetta vi è piaciuta? Scrivetemi nei commenti. Buona giornata.